Sarà sicuramente importante comunicare nel modo corretto in tutto il mondo che oltre alla tassa di soggiorno non c'è anche un contributo d'accesso, ma quello lì deve essere uno strumento utile a vivere meglio la permanenza nella città. Una novità importante, come l'introduzione del contributo d'accesso a Venezia, deve avere una comunicazione chiara e soprattutto diffusa al pubblico cui è diretta, cioè nel caso di Venezia il mondo. È pratico l'approccio dell'Associazione Veneziana Albergatori al provvedimento che entrerà in vigore dal 16 gennaio 2023. Dobbiamo uscire da quelli che sono i canali, di comunicazione interni di città o di paese, ma bisogna iniziare a lavorare molto con la stampa estera, con tutti i canali di comunicazione che siano i grandi operatori turistici che sappiano dare l'informazione corretta. Il provvedimento dunque non dispiace agli albergatori e sicuramente viene ritenuto preferibile ai tornelli. Si attende poi alla prova dei fatti la gestione del flusso di informazioni tra chi pernotta ed è esentato dal contributo e il visitatore giornaliero che invece lo dovrà pagare. Buono anche il giudizio sull'emendamento che affida al Comune la limitazione e regolamentazione delle locazioni turistiche. Quel tipo di strutture inizialmente nascevano con il fatto: una stanza libera in casa, l'affitto, allora in quel caso diventa davvero integrazione al reddito. Così quando uno inizia a avere 1, 2, 3, 10 appartamenti, li gestisce, come fosse una struttura alberghiera, perché a questo punto magari ha 100 posti letto, forse devono esserci delle, normative e delle regolamentazioni che siano, analoghe a quelle delle strutture, per si diventa anche una forma di concorrenza non proprio corretta all'interno della città. In 24 ore dense di novità per il futuro del turismo a Venezia merita un posto anche l'aumento dei costi del biglietto del Vaporetto per chi non ha l'IMOB da 7,5 € a 9,5 €. Speriamo che corrisponda anche a un miglioramento della qualità dei servizi che sono già, molto buoni, ma che possano essere più efficaci per tutto quanto il territorio comunale.